Notte d'argento per il premio Pelmo d'Oro, giunto infatti ormai alla sua 25esima stagione. L'edizione 2023 sarà ospitata da San Tommaso a Gordino, al culmine di un'estate densissima di appuntamenti, il prossimo 29 luglio. Un appuntamento veramente importante per la nostra provincia, per la montagna, per l'alpinismo. Noi siamo onorati di organizzare nel comune di San Tommaso questo evento. È anche per noi un premio proprio essere premiati dalla giuria per poter organizzare questo evento. Noi siamo davanti alla parete nord del Civetta, una delle pareti più belle e più storiche e più importanti, insomma, del nostro territorio bellunese. I tre premi principali saranno consegnati a Santiago Padros per l'alpinismo in attività, ad Alessandro Masucci per la carriera alpinistica e a Italo Zandonella Callegher per la cultura alpina. Ci saranno poi il premio Dolomiti UNESCO per l'inglese Alpine Club, il premio speciale Giuliano De Marchi assegnato alla memoria di Silvana Rovis, mentre la provincia ha voluto premiare proprio gli ideatori del premio, ossia Oscar De Bona e Roberto De Martino. L'abbiamo anche voluto per cercare di dare un impulso ulteriore a questa manifestazione, che è uno dei premi più significativi della provincia di Belluno, che ha soprattutto insieme, vede nella casa comune CAI, Soccorso Alpino, Guide Alpine, Consorzio BIM. È un grande lavoro in sinergia che vuole dare, diciamo così, riconoscenza ai protagonisti della nostra montagna.